Squadra, cuore, polmoni e un pallone sono sufficienti questi ingredienti per guarnire una partita tra due squadre che più che mai in questa città sono state simbolo di unione e rivalità. Chi con la storia, chi con l'ambizione, pian piano si è tracciato sempre più evidente un solco che segna il confine tra sogno e realtà. Per qualcuno questo confine è sempre meno marcato, per qualcun altro invece è ancora lecito sognare. Benvenuti amici sportivi dal campo Garda Sport di Mili Marina, Claudio Costanzo per la Wii Sport a raccontarvi la 26ª giornata del campione promozione siciliano. Il big match di giornata vede affrontarsi il Città di Messina che ospita la capolista Camaro. Giallorossi in campo, come abbiamo visto con l'ausilio delle nostre grafiche, con Maisani tra i pali, linea 4 formata da Mancuso, Leo, Fragapane e Quintoni. A centrocampo aggiranno Silvestri, Cardia e Alessandro, tridente offensivo formato da Giove, Codagnone e Ginagò, il match winner dell'ultima partita che ha visto i ragazzi di Mister Bellinvia sbancare il campo di Merì per 2-1. Risponde il Camaro con con San Matrice tra i pali, linea 4 formata da Cappello, Mondello, Morabito e Ardiri. Al centrocampo aggiranno Arena, Munafò e Campo, tridente offensivo formato da Paludetti, Bonamonte e Brigandì. Clima delle grandi occasioni, quello che si respira al Garda Sport di Mili Marina. Arbitra l'incontro il signor Davide Conti della sezione di Seregno, suoi assistenti Matteo Cardone e Silvestro Messina della sezione di Catania. Abbiamo visto tutti i protagonisti in campo e ora possiamo passare a raccontarvi del film della partita. La prima occasione di marca giallorossa con Alessandro che mette dentro, chiude la diagonale difensiva Mondello anticipando Silvestri. Ci proverà di lì a poco anche Cardia a liberarsi, è debole il suo tentativo, facile preda di San Matrice. Al 19esimo però cambia il risultato, calcio di punizione per il Città di Messina, si incarica della battuta Giuseppe Quintoni che va col mancino dentro e prende una parabola stranissima che si infrange all'incrocio dei pali. Città di Messina avanti grazie all'ex Igea Virtus, fantastica la sua parabola, il suo calcio alla Recoba che con l'ausilio anche di un forte vento diventa imparabile per San Matrice. Città di Messina in vantaggio, ancora un'occasione qui con Codagnone che mette dentro per Ginagò che è troppo frettoloso a concludere in porta. Ci prova dall'altro lato il Camaro con questo calcio d'angolo invece di Mondello, la palla resta lì, ci prova Cappello ma Maisano riesce a negargli la gioia del gol al capitano nero verde. Città di Messina è però ancora un'occasione qui con Codagnone che si libera bene, prova a calciare, contrato il suo tentativo. Degli sviluppi lo stesso calcio d'angolo, alla battuta andrà ancora Peppe Quintoni, ex Acireale e Ige Virtus ancora una volta con una parabola magnifica, batte San Matrice, un effetto incredibile, doppietta di Quintoni che fa esplodere di gioia i suoi al 34esimo della prima frazione di gioco. Riapprezziamolo, il suo tiro carico di effetto, ancora una volta incerto San Matrice, Camaro sotto per 2-0. Qui ci prova nel finale del primo tempo anche Cardia a pescare il jolly alla distanza, termina di un soffio al lato il suo tentativo. Nel finale c'è un'occasione anche per Ginagò, servito da Giove, prova ad accentrarsi, contrato da un difensore avversario, il classe 92. Terminerà così la prima frazione di gioco, Città di Messina in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Giuseppe Quintoni con due splendidi gol che sicuramente ritroveremo tra le top gol della settimana. Si ritorna in campo con un cambio tra le fila nero-verdi, entra Pasquale Princi, gli fa posto Daniele Morabito, Munafò arretra nella linea difensiva, Bonamonte in quella dei centrocampisti, una formazione ultra offensiva quella di Mister Furnari. Ci prova qui Brigandì ma è attento in uscita Maisano, in presa bassa a far sua la sfera. Dall'altro lato l'incertezza di Ardiri, Codagnone riesce a prendergli il tempo, a calciare verso la porta, potentissimo il suo destro ma non preciso, autore di un'ottima prova fin qui il classe 97 Codagnone. Qui prova a liberarsi all'altro lato al tiro Fabio Campo, termina alto il suo tentativo, velletario anche quello di Bonamonte, di lì a poco qui Codagnone prende il tempo a Munafò, entra in area ma riesce a rinvenire su di lui l'adattato difensore di Mister Furnari. Qui ci prova anche il neoentrato La Rocca ad avventarsi su questo pallone vacante ma ancora attento Maisano. Prova qui anche Princi dalla distanza, un po' appannata quest'oggi la formazione di Mister Furnari. Qui Campo rinvia male il pallone sui piedi di Silvestri che non ci pensa su due volte e calcia in porta.
Gran partita quella del classe 99, anche quest'oggi messo in campo da mister Bellinvia, dagli sviluppi lo stesso calcio d'angolo. Quintoni mette dentro per Codagnone, largo il suo tentativo, terminerà la gara anticipatamente. Ginago fa spazio al rientrante Amante, dopo pochi minuti anche Giove del cambio al compagno di squadra Marco Libro, prima che il direttore di gara Conti assegni 5 minuti di recupero, nel quale non succede granché. Terminerà su questo tentativo di Calogero la partita e il Città di Messina a portare a casa 3 punti importantissimi per il morale di questa squadra, che ora potrà vivere un finale di stagione infuocato. La sconfitta non pesa più di tanto al Camaro e comunque mantiene un distacco più che abbondante per il finale di stagione. Da Claudio Costanzo per la Wii Sport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.